ve lo diciamo prima della fine della conferenza. Giudici, che numero è lei che voleva dare? La quinta edizione. Che numero è? 7. Lei cosa aveva scritto? Lei cosa mi aveva scritto qui, Mario? Bene, siamo alla 7ª edizione di questa manifestazione in lumino di meno. No, però adesso Trezzani. Stavo dicendo settima perché va bene, un minimo di attenzione perché Non deve essere rispettoso. sì, lei riprenda, ma allora sì, è una manifestazione che mi piace molto perché lei è vede Gold, sì. È una manifestazione che mi piace molto, perché è una manifestazione a livello italiano, è una manifestazione che coinvolge tutto il nostro paese in una pratica di sensibilizzazione della cittadinanza verso una problematica che è quella dell'efficienza energetica, è quella di un uso consapevole delle risorse, e quindi non sono tante le manifestazioni così capillari, così generali che affrontano questo tema. Lo fa in un modo molto, a mio avviso, suggestivo, e qui appunto adesso capiremo in che cosa, e quindi c'è anche quell'elemento così un po', non solo si educa la popolazione, ma c'è anche quell'elemento un po' romantico, no? Per il quale uno poi dopo dice: ma io c'ero quando ha cambiato la mentalità, no? Siamo riusciti a fare quello spostamento di mentalità collettiva. Io c'ero, ero dalla parte di quelli che hanno fatto, ero attivo ed ero dalla parte di quelli che hanno fatto la scelta giusta. Ecco. Quindi in questo senso la manifestazione mi piace molto, e poi quest'anno, che è anche in corrispondenza di questi 150 anni dell'Italia, quindi c'è anche un elemento in più. Io ringrazio non solo una rete nazionale ma anche una rete locale. Qui vedete appunto c'è Legambiente, Langa, che è un fornitore di energia, che è appunto principale attore nella gestione efficiente dell'energia. C'è la rappresentante, professoressa Voluta, dell'associazione dei commercianti, e quindi di coloro che vivono la città anche dalla parte dei servizi che si danno ai cittadini. Poi qui c'è l'artista, ci dirà poi cosa fa, l'assessore Guardini, che è sempre stato molto convinto. C'è anche poi uno degli amici di Beppe Grillo, che anche ha immaginato, progettato un'iniziativa per arricchire, rendere più significativo questo momento. Anche loro appunto operano verso una educazione e una così, presa di coscienza. Quindi, detto questo, io inviterei, ovviamente appunto le idee sono sempre del tipo: consumiamo in modo più consapevole, no? Quindi sono sempre iniziative di spengimento. Su quello, tra l'altro, anche con il Comune di Udine abbiamo appunto affrontato lì davvero una riduzione, no? Per toccare il tema del programma che abbiamo fatto di contenimento e di efficientamento dell'illuminazione pubblica comporterà una riduzione, e qui c'è la dottoressa Pesotto, esperta in norme carboniche, comporterà la riduzione di CO2 in un anno per la città di Udine di quanto? No, ma lei riesce a fare una valutazione a bruciapelo?
macchina, cioè in aereo molto di più ovviamente, in treno molto di meno. A piedi ancora di più. No, ma a piedi non è detto perché dura più giorni, quindi poi alla fine non so. Quanta CO2 produce un essere umano al giorno? Bene, per l'oratorio il prossimo appello. Va bene, non le segno niente sul libretto, però no, perché sono temi interessanti. Beh, per esempio un chilo di carne umana viva scalda, fa un watt ferma, carne non morta, carne ferma, fa un watt no, perché era un problemino che avevo posto nella stalla di Gesù Bambino, dove c'era il bue l'asinello, quanto gli produceva il calore, appunto. Allora se era una pezzata rossa, una bella pezzata rossa, un bel asinello, più o meno veniva come una stufa da 700. Beh, insomma, tutto sommato non poteva aumentarsi, Gesù Bambino era fortunato, insomma, la pezzata rossa. Se poi invece c'aveva sì, esatto, la pezzata rossa non c'era, più o meno allora, detto questo, capite come bisogna anche prendere queste tematiche da un'angolazione così di stimolo, ma anche con un aspetto leggermente umoristico, ma solo perché il tema è talmente serio che è drammatico che si faccia così poco. Il Comune di Udine invece è sempre, almeno la nostra amministrazione, sempre, quella precedente, che c'era Durantini anche, è sempre stato molto attento alle problematiche della razionalizzazione e dell'efficienza energetica, e quindi è con questo spirito che partecipiamo in numero di meno 2011. Bene, a questo punto Lorenzo vuoi dire qualcos'altro? Sì, brevemente. Allora, la manifestazione è una manifestazione non istituzionale e che mira a coinvolgere tutti. E quindi come amministrazione comunale abbiamo cercato di rappresentare questo spirito mettendo assieme vari attori. Altri sono scappati, nel senso che ci saranno in città altre iniziative, o ci sono state dalla biblioteca dei ragazzi del comune che ha fatto delle iniziative, alla libreria La Pecora Nera che fa delle iniziative e altre cose. Quest'anno è da sottolineare, secondo me, in maniera positiva la partecipazione dell'ANGA, perché questa della riduzione dei consumi è ormai diventata non un'attività solamente di ambientalisti preoccupati del futuro del pianeta Terra, ma anche uno degli obiettivi su cui si sta muovendo l'economia, e quindi un'azienda come l'ANGA che sta concentrando sempre più il suo core business sulle tematiche dell'energia, produzione di calore e illuminazione. Chiaramente è importante che aderisca a queste iniziative, come tanti interventi nel passato di risparmio da questo punto di vista sono stati fatti. Nel concreto la partecipazione dell'ANGA, che negli altri anni è sempre stata coinvolta perché ci impegneva strade, quest'anno ha un ruolo particolare ed attuerà l'illuminazione del castello. Illuminare un po' un controsenso in questo, illuminare il castello di colore della bandiera italiana come richiesto da Caterpillar. Illuminare un po' un controsenso, però quest'anno il 150° anno
sia un elemento importante questo, non tanto ricordare quello che è successo 150 anni fa, sul quale magari possono avere idee diverse, ma la vera unità della nazione è individuando degli obiettivi comuni che ci rispondano, e questo per il risparmio energetico di un futuro ambientalmente più corretto e sostenibile è senz'altro uno di quei collanti di un che deve essere proprio di uno Stato. Come comune faremo questo, ma tutte le nostre attività, le nostre politiche, che non sto qui a ripetere, l'adesione dal lato dei sindaci, quindi all'obiettivo di riduzione di produzione di CO2 e di riduzione dei consumi di energia. Io chiudo qui, darei la parola a partire da adesso un po' a tutti i presenti per illustrare quello che fa. Chiudo ringraziando gli altri membri che abbiamo presentato, la rappresentante della commercio, perché anche qui il commercio ha fatto, ha implementato l'obiettivo della sostenibilità, però un obiettivo di tutti, quindi siamo ben contenti che ci siano rappresentati ufficiali. Nel passato alcune attività economiche e commerciali hanno aderito, fa piacere che ci siano rappresentanti ufficiali. Partiamo dall'ambiente, che in due parole dice quello che hanno fatto loro per l'associazione. Sì, io ringrazio l'ambiente, diciamo così, ecco, noi siamo così da anni, vediamo questa iniziativa e quindi vediamo con favore si allarga sempre più le adesioni anzi vi suggerisco di darvi visitare il sito appunto di Caterpillar, perché appunto oggi c'è oltre un centinaio tra enti, associazioni, famiglie, ecco, rispetto alla cosa e quindi le cose, ecco, anche qui vediamo che siamo più l'ambiente non piccolo ma come opportunità di lavoro, altre cose eccetera, ecco, ricordate sempre il rinnovabile in Germania in 3 anni 100.000 posti di lavoro, quindi anche cosa abbiamo proposto? Noi abbiamo coinvolto oltre ai vari enti comuni del territorio, ma anche la commercio, dopo l'autorità voluta, per quanto riguarda appunto la partecipazione a questa iniziativa di risparmio. Aderiamo anche a altre iniziative che ci sono, si faceva riferimento appunto alla libreria Pecoronera dei ragazzi di Via Gemona, diciamo qui però noi con Pecoronera farà attività di animazione verde dei bimbi, la libreria qui farà stasera poi c'era una lettura a libri di candela, ci sarà appunto poi applicherata la Biblioteca del Mondo alle ore 18 e altre cose, iniziative che sono, diciamo così, ecco, stanno pervenendo ora per ora, oltre a altri comuni che ce l'ho
interesserà la zona sud della città. Per quanto riguarda l'illuminazione, dall'esperimentazione fatta in azienda, adesso possiamo sicuramente utilizzare la radio e sostituiscono il sodio ad alta pressione, che al 90% illumina la città di Udine, che già gli ultimi corpi illuminati ad alta pressione quindi i LED ultimi consentono sicuramente, oltre che ad ottimizzare la maggior spesa, perché il pannello di LED costa naturalmente la sodio ad alta pressione, e anche a migliorare, c'è un rientro economico dell'investimento, compreso il costi, c'è anche un miglioramento del lume apparentemente. Quindi questo d'ora in poi i progetti futuri di estensione della illuminazione saranno questi LED ad alta efficienza. Buongiorno, io rappresento Commercio, grazie a questa spiegazione tecnica. Noi siamo in realtà operativi dal punto di vista, diciamo che iniziamo un percorso di miglioramento del risparmio energetico, quindi Confcommercio ha aderito a questa iniziativa e andiamo con molto entusiasmo e ci siamo occupati di inoltrare il decalogo e l'invito ad aderire all'iniziativa di Caterpillar a tutti i nostri associati. Sono circa 1 migliaio in provincia di Udine. Le risposte sono un po' lente, però stanno arrivando, ci sono degli associati che hanno già preso delle iniziative e ci sono anche sul sito, sono andato a controllare stamattina, nel sito ci sono questi associati iscritti con delle iniziative anche simpatiche, molto simpatiche. Io mi occupo di Confcommercio, ma sono di sanità, cioè sono farmacista. A Confcommercio aderiscono molte farmacie delle province di Udine. Siamo in rete, siamo collegati in rete anche con una mailing list e in questi giorni personalmente ho inviato un invito ad aderire all'iniziativa a tutte le farmacie del Friuli Venezia Giulia, sono 365 e anche qui le risposte stanno arrivando, quindi credo che il lavoro che faremo sarà interessante. Grazie. Rappresento il gruppo COT Improvisation Friuli Venezia Giulia e insieme a Agrafa Dormata, Mariano Pulga, Alessandro Seravalle e Renzo Inis abbiamo 2 iniziative per domani sera. La prima è in piazza alle 18, danzeremo improvvisando nella piazza a buio con le candele che ci fanno da cerchio e se la popolazione verrà coinvolta in questa improvvisazione corporea. E poi alle 19 con musica dal vivo. E poi alle 19 al Circolo Arci Zoo, alle 21 al Circolo Arci Zoo di Fiume, danzeremo per 3 ore totalmente a buio, improvvisando dentro questa sala sempre con musica dal vivo. Vogliamo unirci in modo artistico a questa iniziativa perché ci sembra importante, noi siamo da sempre impegnati a risparmio energetico, a riciclaggio e all'attenzione per l'ambiente. Grazie. Non posso venire perché c'è una lavorazione del bilancio, quindi Dalle 6 alle 40? no, inizierà alle 4:30 e finirà alle 6 di mattina. Facciamo come dire no, ma io volevo Io mi chiamo Giorgio Cella e rappresento il gruppo di Cibo Peghelli di Udine. Noi abbiamo pensato di fare 2 iniziative, nel senso di coinvolgere molti giovani, quindi siamo riusciti a trovare diversi gruppi che alle 21 suoneranno presso l'area del Circolo Orfani via Camanova per un concerto che è gratuito, anche gli artisti si esibiranno gratuitamente. L'idea è nata per riuscire a coinvolgere un pubblico giovane attirando da un evento, festa, concerto, cercando di dargli dei messaggi, quindi troveranno diverse cose come il tabellone sul risparmio energetico, piuttosto che l'ambientazione di candela, piuttosto che dei messaggi che verranno dati durante la serata. Non è l'unica iniziativa perché noi partiamo alle 19
Piazza Libertà faremo una fiaccolata che sarà stanziale, proveremo a realizzare con le candele accese il disegno del 150° anno dell'unificazione d'Italia, proveremo a fotografarlo così da lasciare un simbolo che sia permanente per il futuro. Alle 21 anno fa, prima del concerto, inizierà una conferenza che verrà impegnata da Coop Nord-Est, l'Essiana e Eurocase, dove loro ci spiegheranno quanti sono i consumi della famiglia media. Infatti la conferenza si chiama Famiglia Risparmio Energetico. Sono state prese un campione di 150 famiglie e sono state analizzate come queste famiglie consumano l'energia e da dove possono migliorare. Questa iniziativa è nata grazie a tutto il Comune di Udine, alle ditte che ci hanno dato una mano, anche alla TFBG che ci porterà dei lampioni elettrici per illuminare una parte del locale, perché se il locale è grande le candele diventerebbero forse un po' troppo, lascerebbero un'ambientazione forse un po' troppo buia. Basta, grazie. Se ci sono domande